Al convegno sulla viabilità a Montecchio Maggiore con il commissario europeo ai trasporti Antonio Tajani e l'eurodeputato Lia Sartori, il presidente Galan ha confermato l'impegno per l'alta velocità ferroviaria, ma non per la fermata a Vicenza. L'alta velocità è per l'appunto alta velocità, quindi non può fermarsi in ogni città. Fa già fatica, secondo me, farà fatica a fermarsi anche a Padova. Fermate saranno Verona e Venezia. Ma la filiera in Veneto certamente è ben organizzata e funziona. Provincia, comuni e regione hanno un eccellente rapporto con le istituzioni europee, si rapportano con le istituzioni europee e direi hanno una mentalità europea, comunitaria, ecco perché funziona bene la filiera e quando c'è un collegamento di questo tipo si ottengono risultati maggiori. In realtà l'Europa può sul serio affiancarsi nella realizzazione delle opere ai contributi che vengono stanziati dai livelli nazionali e regionali e questo ormai la nostra regione lo fa con intelligenza e può essere fatto sia dalla regione sia dagli enti locali. Proseguiranno fino al 28 febbraio i saldi invernali in Veneto, lo ha deciso l'assessorato all'economia. L'assessore Vendemiano Sartor ha dichiarato che l'obiettivo della Giunta in questo periodo di crisi è quello di conciliare le esigenze delle imprese del commercio che chiedono di poter liquidare la merce che hanno in giacenza con le richieste dei clienti che desiderano comprare prodotti di qualità a prezzo calmierato. Le imprese che vogliono avere la certificazione etica avranno la Regione Veneto dalla loro parte con un contributo finanziario stabilito in un nuovo bando che si chiuderà nel mese di marzo. È un modo assolutamente innovativo, non c'è nessun'altra regione in Italia che ha un bando dedicato alla certificazione etica che è la SA 8000. Nel mondo sono 1800 le aziende che hanno questo tipo di certificazione, quindi è sicuramente un'attenzione particolare e tra l'altro nella nostra regione, ovviamente condividendo questo con le imprese del territorio, è stato non solo preso in maniera assolutamente favorevole come provvedimento, ma è stato assolutamente concertato. La Regione del Veneto promuove, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, un concorso rivolto agli studenti delle scuole primarie per la realizzazione dell'immagine grafica del Leone di San Marco. L'iscrizione al concorso scade il 30 gennaio. L'immagine, che sarà ritenuta maggiormente significativa, andrà a costituire il logo ufficiale delle celebrazioni per la prossima festa del popolo veneto che si terrà il giorno 25 marzo. I dettagli sono sul sito internet all'indirizzo www.regione.veneto.it.